Nel cuore della Sicilia sud-orientale, abbandonati nelle fresche brezze dell'inverno, fra gli alberi spogli e le verdi coperture che ammantano colline a perdita d'occhio, rocce chiare sbucano come perle di rugiade in questo prato mare. Il passato ci chiama nuovamente, con i suoi silenzi e i suoi misteri, perché qui ad ogni angolo, villaggi e borghi senza nome attendono da secoli di rivivere nei cuori dei loro discendenti. Nelle terre del Calatino, seguendo la grande valle dei Margi, le colline sovrastanti, che da Catania giungono sino a Gela, ospitarono per millenni insediamenti e fortezze, ed è qui che il nostro lungo peregrinare ci condusse in quella soleggiata giornata d'inverno, tra la frizzante aria mattutina e il dolce tepore solare. Alcuni chilometri ad ovest del grande borgo di Caltagirone si trova un sito che difficilmente il turista troverà reclamizzato nelle comuni guide, pur meritandone a tutti gli effetti ampio risalto. Il Colle San Mauro, infatti, fu sede di un villaggio indigeno, datato già durante il periodo della rivolta scatenata dal leggendario condottiero Ducezio, e che vede la sua prosecuzione fino al periodo greco. Dopo la rivolta dei Sicoli, il villaggio, che al tempo doveva essere piuttosto sviluppato, fu colonizzato dai Greci, i quali ne mantennero i culti e le strutture templari. La storia di questo piccolo angolo di Calatino si colloca quindi in un delicato momento storico, che vede il transito di una civiltà ancora primitiva ad un'altra più evoluta e complessa. Giunti sul posto, la prima cosa che si ammira è certamente il bellissimo panorama. L'insediamento sorgeva sul fianco del colle in dolce pendenza verso sud e ne sfruttava pienamente l'esposizione al sole. Sul lato della strada si vedono oggi i ruderi delle costruzioni che furono scavate da Paolo Orsi agli inizi del Novecento, i cui alzati arrivano fino a 2 metri, poiché furono sepolti nel corso dei secoli dal dilavamento superiore della collina. L'erba alta e secca, residuo delle fioriture d'estate, causò un po' di difficoltà nel visitare l'interno delle strutture murare ed osservarne le caratteristiche. Le abitazioni erano composte da un cortiletto aperto a sud circoscritto da un muretto, mentre a nord si aprivano piccoli ambienti laterali all'interno dei quali furono rinvenuti grandi pilos, destinati alla conserva delle derrate alimentari. Pesi da telaio e stoviglie, tanto da far ipotizzare una destinazione dei locali anche per la lavorazione dei prodotti agricoli e artigianali. La disposizione di questi edifici non risulta però seguire una precisa pianificazione urbanistica, in quanto essi presentano orientazioni e disposizioni variabili. Ciò è piuttosto strano. Infatti sappiamo bene come i greci nel momento in cui iniziavano la costruzione di una colonia progettavano la tessitura urbanistica nei minimi dettagli. Il fatto di non osservare qui nulla di tutto ciò suscita l'ipotesi che l'originaria dislocazione fosse legata all'impostazione del precedente villaggio indigeno, di cui forse se ne sfruttarono per buona parte i basamenti delle costruzioni. Un'ipotesi che gli archeologi considerano molto plausibile, in quanto in mezzo alle costruzioni, sempre lo stesso Orsi, rinvenne un edificio rettangolare absidato, con un muretto centrale di chiara fattura indigena risalente all'VIII secolo a.C.
che egli suppose essere l'abitazione del capo del villaggio o del principe, mentre oggi si è più propensi a credere che tale edificio fosse a carattere templare e che all'epoca della colonizzazione fosse ancora in uso. Il fascino e l'emozione dell'evidente commistione fra quelle due lontane culture era davvero difficile da descrivere e in parte era solo trattenuto dalla copiosa erbaccia che oramai rendeva assolutamente temerario distinguere i muri più antichi. Ci incamminammo quindi per raggiungere la cima del colle, costituita da un breve pianoro dove gli scavi portarono alla luce i resti di un maestoso edificio indigeno, interpretato come un anactoron, il palazzo del principe, per la mole della costruzione che in alcune sue parti era costituita da grandi blocchi calcarei rozzamente abbozzati e rivestiti all'esterno da conci più piccoli. Strutture secondarie affiancate erano invece di forma ovale o circolare a doppio parametro il cui innesto nella struttura in pianta sembra richiamare alla lontana i nuraghi sardi. Anche qui lo sposalizio fra l'elemento greco e indigeno si osserva nella presenza di alcuni blocchi isolati interpretati come la base di un altare ellenistico. Il luogo trasuda ancora di un'atmosfera solenne e arcana, con una strana miscellanea di forme che narra dei culti di antiche divinità provenienti dalle viscere della natura, lette dagli indigeni e propagate anche dal popolo invasore. Le osservazioni di Orsi proseguono anche su un alto colle, dove rivelò la presenza attraverso numerosi frammenti architettonici riccamente decorati. Un tempietto di epoca greca datato VI secolo a.C., quindi all'ultima fase di vita del borgo, il quale doveva essere costruito da un basamento di blocchi di pietra e un alzato di legno, quindi all'ultima fase di vita del borgo, il quale doveva essere costruito da un basamento in blocchi di pietra e un alzato in legno. Tentammo anche noi di trovare i resti del tempio. Tuttavia la sommità del colle era stata rinchiusa dal proprietario, che di recente aveva sbancato il terreno per renderlo coltivabile. Ai lati della stradina interpoderale, insieme a massi informi, vi erano grandi conci divelti e accatastati alla rinfusa, presumibilmente appartenenti alle fondazioni del tempo, oramai distrutto per sempre. La storia di questo borgo antico, iniziata con le popolazioni indigene e proseguita come colonia greca intorno al VII secolo, per poi cessare improvvisamente a causa di una violenta distruzione, forse per opera dell'esercito gelese comandato da Ippocrate,
Ci lascia nel cuore un nuovo e ricco frammento di quella lontana Sicilia, che a volte amiamo ripercorrere attraverso le flebili eco delle forme fantasmi di quegli antichi edifici salienti.